Buonasera a tutti, eccoci di nuovo con la nostra classica puntata del lunedì, prima la salute, presentiamo prima la dottoressa. Buonasera a tutti. Ilaria Mattei, dermatologa, dottor Scatamburlo, ginecologo, e abbiamo Diego Ponzini. il dottor Diego Ponzini. Buonasera. Allora, questa sera partiamo da un aforisma, no? Parliamo degli occhi, per cui, come diceva questo vecchio aforisma, diceva gli occhi servono per guardare ma non bastano per vedere. Però ahimè gli occhi sono fondamentali per la nostra vita quotidiana. E che cosa succede? A volte ci sono delle problematiche che comportano quella che noi chiamiamo ipovisus, oppure la diminuzione della possibilità di vedere, o fino addirittura la cecità. Le patologie che possono portare a questo tipo di problematica sono tantissime, ma in particolar modo questa sera parleremo di una fondazione che ormai ha la sua età, 33 anni se non erro. Forse anche di più, perché sì, allora, è stata costituita nell'87. E poi parte in definitiva dall'89, no? Parte dall'89-90. 89-90, per cui parliamo di 33 anni di attività, e la fondazione della Banca degli Occhi. Fondazione della Banca degli Occhi è stata creata da un'idea di un grandissimo personaggio della nostra città, cioè non della nostra città perché non era mestrino, badate bene, credo che fosse veronese, di Lazise, che era il professor Rama, che insieme a un altro personaggio chiamato Pier Giorgio Coin, che era un altro grande personaggio che viveva qua a Mestre, hanno deciso di creare questa fondazione. Perché? Perché quando parliamo di trapianto di cornee si parla di ai tempi non era così semplice ricavare, tanto è vero che dalle storie che si leggono i pazienti che aspettavano il trapianto di cornee stavano ricoverati in ospedale o attendevano affinché qualcuno morisse per poter donare le cornee. Poi chiaramente sono modificate le leggi, soprattutto quelle per il trapianto degli organi e per l'espianto degli organi, e là poi parleremo anche del discorso del silenzio assenso, perché è una legge relativamente giovane, no? Perché una volta bisognava dare il permesso dell'espianto degli organi, adesso invece in teoria dovrebbe vigere il discorso del silenzio assenso. È una legge del 99. Del 99. 1999. Esatto, del 1999. Per cui si fonda questa Banca degli Occhi perché vogliamo fare in maniera tale che le persone che vengono ricoverate e hanno bisogno di un trapianto di cornea abbiano la possibilità di averlo senza grosse problematiche. Ci vuoi raccontare un po' la storia della Banca degli Occhi, così, e come l'hai vissuta e perché poi sei entrato e hai... Allora, brevemente, racconto la mia storia. Sì, la tua storia, quella che volevamo sapere. Ho incontrato per caso, assolutamente per caso, il professor Rama. Avevo altri programmi, io non avevo la minima idea. Sono le parole di Mattarella che fa altri programmi e poi esatto, sei messo a disposizione. Non avevo la minima idea di cosa fosse il tema del trapianto di cornea. Comunque, io l'ho incontrato nel 93 e lui aveva conosciuto tempo prima il dottor Coin e l'aveva fatto appassionare a questa sua idea. Qual era l'idea? Ci sono malattie che possono essere curate in modo molto efficace col trapianto di cornea. L'Italia in quegli anni non aveva né leggi, perché c'era la legge sui trapianti dell'Italia, era una legge del 74, se non vado errato, la 644, del 75, pardon, che neanche parlava dei tessuti. La cornea è un tessuto, non è un organo complesso vascolarizzato come, non so, il cuore e il fegato. Quindi c'era una carenza legislativa, c'era una carenza di tessuti. Qua a Mestre, quando sono arrivato io, c'erano 3.000 persone in lista d'attesa da Rama, quindi sostanzialmente senza speranza. Rama aveva messo un po' gli occhi in giro, aveva visto che negli Stati Uniti e nel Nord Europa la sanità pubblica aveva affidato questo compito a fondazioni per lo più, ecco, con qualche variabilità, insomma, modello statunitense, modello nord europeo. Perché? Perché la Banca degli Occhi non fa il lavoro che fa un ospedale. L'ospedale si occupa di assistenza del territorio, la Banca degli Occhi si occupa di promozione della donazione delle cornee, ma soprattutto è un laboratorio dove le cornee che arrivano vengono conservate e valutate. Qua era la grossa chiave, che è stata anche la chiave del successo, cioè il fatto di poter conservare i tessuti.
che vantaggi dà poterli conservare? È il vantaggio che gli interventi si possono programmare. Quindi mentre nel mondo degli organi tutto avviene molto in fretta, molto in emergenza, perché l'organo è una struttura complessa che necessita di tempi urgenti, i tessuti si possono conservare, anche la cornea, e quindi se c'è una fonte che alimenta una banca e io costituisco una banca che ha una buona disponibilità di tessuti, posso fare una programmazione e posso dare una risposta ai pazienti che ne hanno bisogno. Le cose sono andate bene, facciamo un salto di 35 anni, insomma è inutile che mi fa piacere dire qua a Mestre e ai mestrini che sono in ascolto che la Banca degli Occhi, che c'è qua credo a 2 chilometri di linea d'aria, è la prima banca degli occhi in Europa per tessuti lavorati e distribuiti, manda tessuti in 20 paesi, un po' su tutto il territorio italiano, e in Italia su 10 trapianti di cornea che vengono fatti, 6 vengono fatti con cornee donate dai veneti. I mestrini in buona parte, perché Rama ha lasciato qua una traccia pesante della sua presenza. Rama è stato un nome importante, si era inserito, benché veronese, Rama si era profondamente inserito nella struttura. Sì, si è speso molto, io infatti vorrei... Si è speso molto, io dirò, fino alla nostra generazione, io penso che Rama sia ancora un nome importante, tra le altre cose credo che il figlio sia primario anche... Il figlio è primario e anche a Milano, professore al San Raffaele. Al San Raffaele di Milano. È un nome che mi piacerebbe che venisse ricordato dalle nuove generazioni, perché lui muore dopo una lunga malattia, ma ricordiamo che ha lavorato anche in Africa, operava gratis in Africa. Lui, questa era una sua, diciamo, un suo vezzo, una sua passione, dovere, un insieme di cose, ma lui praticamente ogni anno lui andava a passare fino al 2000, se non erro, il suo ultimo intervento è stato in Africa nel 2000. È possibile, sì. Lui ha cessato all'Umberto I nel 96. Nel 96. E credo abbia operato in Africa, sì, forse fino al 2000. Fino al 2000. Poi insomma la salute l'ha un po' progressivamente abbandonato, era diventato un po' più debole, quindi non è più riuscito. Il bello poi è che questa fondazione cresce nel tempo fino a diventare anche un centro di ricerca, non solo di raccolta dei tessuti e di mantenimento chiaramente dei tessuti, ma diventa un centro di ricerca e poi si esplora anche questa nuova cultura, questa nuova scienza delle cellule staminali, se non erro, giusto? Sì, è stato un passaggio interessante, un po' anche obbligato se vogliamo, perché il fatto di poter fare finalmente i trapianti ha fatto capire anche quando non si potevano fare i trapianti, cioè quando farlo non portava un buon risultato, e si è capito che in parte questo era dovuto a problematiche che riguardano, diciamo, le cellule staminali alcune cellule staminali dell'occhio. E allora erano tempi quelli interessanti, forse diciamo istituzionalmente meno complicati di questi, ecco, non c'erano guerre e non c'erano pandemie, e la regione Veneto era molto sensibile a questi temi. Mi ricordo io all'inizio del 2000 l'allora direttore della sanità, che era Toniolo, ci ha molto esortati e ci ha molto aiutati in questo, e quindi abbiamo costituito un laboratorio di ricerca che ancora è bello attivo. Anche perché poi fate anche ricerca su una particolare malattia di cui parleremo dopo. A proposito della pandemia, mi ha fatto le parole di bocca, anche volevo chiedere se era cambiato qualcosa. A proposito delle donazioni, durante la pandemia sono aumentate, diminuite. Allora, come avete lavorato? Se siete riusciti a lavorare comunque in maniera... La pandemia, come per tutti, come tutti i settori, insomma, è stata una bastonata importante anche per noi. All'inizio perché nessuno sapeva di cosa stavamo parlando. Io forse la parola coronavirus l'avevo letta sui libri un paio di volte, ma in pediatria magari anche. Ecco, e mi sono trovato... No, l'avevamo sentita, avevamo sentito parlare del coronavirus con la MERS, con la SARS, però in realtà erano cose distanti, problemi lontani, esatto. Sinceramente sì. A noi toccavano poco, insomma.
Qua invece è stato, diciamo, una presa di coscienza abbastanza traumatica. Noi velocemente abbiamo avuto due tipi di problemi. Il primo, tremendo, cioè dell'impatto sugli ospedali, non si capiva nulla, cioè c'erano problemi di sicurezza enormi, vi ricordate, chiudevano ospedali, sì. Reparti, ma anche ospedali, Schiavoni è stato chiuso 3 giorni con la gente dentro, insomma è stato un momento difficile di grande criticità, quindi il problema degli operatori, ma anche il problema di garantire la sicurezza, perché non si sapeva se con i trapianti potevamo trasmettere il virus, se i donatori, cioè, con le trapianti in questo senso. Sì, quello era il concetto. E quindi di colpo abbiamo dovuto cominciare a fare tamponi nasofaringei. Adesso tutti i donatori vengono sottoposti a tampone nasofaringeo, io che neanche sapevo, cioè sono un oculista, ho dovuto inventarmi a insegnare a fare il tampone nasofaringeo ai nostri medici, e quindi ci sono stati questi due grossi problemi, la sicurezza e mantenere le attività. Nei primi 4 mesi del 2020, che sono stati i 4 mesi più difficili, le donazioni sono calate del 25%, che tutto sommato non è stato un pesante, ma non è stato un massacro, e i trapianti del 40%, perché tutte le attività programmate sono state sospese. Vi ricordate che le visite, la chirurgia, diciamo, è ancora oggi parlavo con il mio ex primario che ha 200 interventi in stand-by. Sì, ma sono milioni di prestazioni in ritardo abbiamo, purtroppo, per colpa di quel periodo là. Alla fine poi, insomma, ci siamo un po' ripresi, abbiamo chiuso l'anno 2020, diciamo, con un calo del 10% dell'attività, che è un risultato straordinario. Sì. Non avrei mai pensato, cioè, non ero così ottimista all'inizio del 2020. Il 2021, diciamo che abbiamo lavorato con alcune certezze in più, perché ormai il virus, insomma, abbiamo capito, quasi lo conosciamo. Abbiamo fatto anche degli studi, quindi abbiamo visto che sulla cornea, tutto sommato, insomma, se arriva sporadicamente e arrivano le tracce del virus, non c'è un problema reale di trasmissione col trapianto di cornea. Quindi abbiamo potuto rassicurare i pazienti, e direi che adesso l'attività, insomma, nel 2021 abbiamo recuperato parzialmente quello che avevamo perso nel 2020, e quest'anno direi che siamo in linea col 2021, ecco, sperando che non succedano, ecco, altre catastrofi. Ma insomma i numeri tutto sommato sono buoni, nonostante gli operatori negli ospedali sono un po' in difficoltà, perché sono stati molto investiti, no, è stato dalla gestione della pandemia. È stato uno tsunami questo. In realtà tutti gli ospedali ne hanno risentito, c'è stata una mezza rivoluzione. Diciamo però che noi parliamo di fondazione, per cui non parliamo di un reparto, parliamo di una fondazione, e sostanzialmente le donazioni sono di due tipi: le donazioni delle cornee, ma c'è anche le donazioni, perché voi siete un ente che sostanzialmente vive anche sulle donazioni in soldi che possono fare le persone, per cui c'è la possibilità eventualmente anche di donazioni 5 per 1000 eccetera eccetera. Volevi parlarci anche un attimo di questo? Beh, questa è un'attività interessante che abbiamo cominciato a fare in modo strutturato da quando abbiamo cominciato a fare ricerca, perché la regione, insomma, ci ha detto espressamente in quegli anni, insomma, noi vi aiutiamo a partire, vi facciamo la casa, perché noi, insomma, abitiamo in Padiglione Rama, che è una signora a casa. Una signora a casa. Però sarebbe interessante anche andarlo a visitare, non l'ho mai visitato, mi piacerebbe. È un posticino, insomma, sì, interessante. E allora noi in questi 20 anni ci siamo allenati a chiedere soldi a tutti. Chiaro. Che siamo stati attenti di chiedere soldi anche a voi. Vabbè, guarda, io faccio parte del direttivo di una onlus, ecco, per cui insomma, so come sta non conosci il problema. Io assolutamente. Non so se sono troppo colloquiale in questa chiacchierata. No, anzi, ci mancherebbe. Questo è il principio nostro di Mestre Mia, è questo, deve essere tutto un colloquio. È stata una palestra molto importante, perché per esempio a un medico nessuno insegna questo tipo di attività.
E invece è molto interessante perché ti obbliga intanto a spiegare quello che fai, perché la gente è generosa in linea di massima. Lo so, però ci deve credere e devi essere credibile. Quindi penso che tu debba anche parlare semplice, sì, in maniera che devi imparare a spiegare semplice. quello che fai, il che comporta uno sforzo, perché è più semplice parlare fra colleghi e dirsi 4 parole chiave, no? Però il cittadino ha diritto di sapere. E poi abbiamo fatto dei progetti interessanti, adesso col 5 per 1000 abbiamo grandi soddisfazioni perché insomma abbiamo una raccolta, guardo qua la collega che mi assiste, di circa 300.000 euro all'anno, che per noi è un risultato. Poi avete ricevuto anche dei premi importanti. Sì. Ho letto che avete avuto a che fare anche con Rita Levi Montalcini, insomma. È perché abbiamo incrociato delle linee di ricerca importanti che hanno anche interessato il fattore di crescita che aveva scoperto la Rita, per cui ha preso il premio Nobel. Sì, perché molti sanno che ha vinto il premio Nobel, ma molti non sanno perché ha vinto il premio Nobel. Ora molto spesso quando parlo di cellule staminali ai miei pazienti ogni tanto voglio raccontare e anche ricordare questo personaggio incredibile che è stata Rita, perché è importante ricordare le persone che in Italia hanno fatto la storia della medicina. Io una cosa vorrei dire ai mestrini che ascoltano, e così approfitto anche per ringraziarli. Noi un termometro, devo dire quasi commovente, della sensibilità che ha Mestre per il ricordo di Rama e la Banca degli Occhi l'abbiamo avuto nel 2019, quando la nostra sede è stata derubata, svaligiata. Sì, mi ricordo, durante la notte. Mamma mia, sì. Adesso c'è il padiglione Rama. Sì, il padiglione Rama, diciamo tutta un'ala, il nostro reparto clinico è stato completamente vandalizzato e derubato. E è stato un danno di circa 400.000 euro, sì, che per noi è stata insomma una mazzata. Devo dire che abbiamo avuto una risposta che definirei come minimo calorosa, insomma, dai mestrini. Ho avuto la sensazione che anche i mestrini si fossero sentiti offesi da questa cosa, e grazie alle donazioni, alla generosità, anche poi le aziende ci hanno aiutato eccetera, siamo riusciti a ripartire in pochissimo tempo. Questa è una cosa bella. È stata una cosa che personalmente mi porto dietro, perché poi quello è il posto dove io spendo molto del mio tempo, insomma, perché visito i pazienti eccetera, e quindi l'avevo presa male quella cosa, e però la solidarietà dei mestrini è stata eccezionale. No, ma guarda, io ti dico, proprio vivendo con la mia onlus determinate cose, non so spiegare, dopo te lo dirò fuori, loro sanno già la mia onlus. Io ho visto che facendo delle richieste anche nel giro di poche ore io sono riuscito a risolvere delle problematiche incredibili nel giro di poche ore, ma la gente ha voglia. Il problema è che la gente deve sapere anche dove va la loro generosità, perché se arriva uno qualsiasi e non sa, siccome ci sono state molte truffe, tanto è vero che ultimamente, non so se anche voi avete avuto il problema, ma dal punto di vista burocratico le cose sono un po' cambiate per quanto riguarda le donazioni, le onlus eccetera eccetera. Sì, ma insomma noi abbiamo questo sì, voi avete un sistema che ormai, però anche per le piccole onlus le cose sono abbastanza cambiate, per cui non è... bisogna abituarsi a rendicontare. Esattamente. Devi far vedere quello che hai fatto con i soldi. Esattamente. Parlando proprio di questo, come fa, visto che approfittiamo di, non dico pubblicità perché non lo è, ma semplicemente abbiamo sensibilizzato, quindi diciamo come fare anche ad aiutarvi al di là del 5 per 1000, che altre vie possono avere il privato? Il privato può visitare il nostro sito, che è FBOV, fondazionebancaocchiveneto.org, e la trova il modo di riuscire a donare in farlo, ecco. I privati hanno dei vantaggi fiscali e le aziende mi pare che abbiano dei vantaggi ancora più importanti, significativi, certo. E questo rappresenta, diciamo, per noi un alimento importante per queste attività che non sono direttamente legate alla chirurgia, perché invece per la chirurgia noi viviamo con un meccanismo simile a quello dei DRG chirurgici, insomma, se lavoriamo bene siamo anche solidi. Sì. La ricerca invece necessita di benzina. Allora adesso andiamo un po' nello specifico, perché Banca degli Occhi non vuol dire
che viene dato un occhio alla banca, chiaramente. Quando noi parliamo di trapianti non parliamo dell'occhio intero, parliamo di una parte dell'occhio. Allora io vorrei che il dottor Ponzin ci facesse un attimo un piccolo excursus in maniera molto semplice anche per le persone che non sono del mestiere. Che cosa vuol dire? Innanzitutto parliamo di trapianto da cadavere, per cui parliamo di persone che sono decedute e che chiaramente hanno o deciso, per il discorso del silenzio assenso, in qualche modo deciso di donare le cornee. E allora vorrei che il dottore spiegasse che cosa sono le cornee e perché è bene donarle e a che persone sono dedicate queste cornee, in maniera che non sia proprio scientificamente complicata. No, beh, insomma, una spiegazione cerco di essere semplice. semplice. Allora, l'occhio umano ha il compito di veicolare, di raccogliere le immagini del mondo. Per far stare il mondo dentro l'occhio servono delle lenti, perché bisogna convergere la luce, cioè se io guardo un grattacielo, vedo il grattacielo intero, come fa a starci? Perché ho un sistema di lenti che mette a fuoco la luce sulla retina. La cornea è la lente più potente dell'occhio, quindi è il tessuto che sta davanti, è trasparente normalmente, quindi non lo vediamo, noi vediamo l'iride o la pupilla. Ecco. Davanti all'iride abbiamo la cornea che è una lente potente e che può essere rovinata da una serie di malattie che ne rovinano o la trasparenza, una lente deve essere trasparente, oppure la curvatura, oppure tutte e due. E quali sono le malattie che più frequentemente danneggiano? Allora, nei paesi diciamo occidentali il 50% sono malattie di natura genetica, che arrivano anche in giovane età. Quindi il paziente arriva appunto anche molto giovane, quindi in salute. Il trapianto di queste persone viene fatto normalmente fra i 30 e i 40 anni. La più famosa di queste malattie è il keratocono, forse l'avete sentito nominare. Nel 50% dei casi invece sono malattie di tipo degenerativo, quindi malattie più dell'anziano, ecco, dovute a usura o danno di alcune componenti cellulari della cornea. Ecco. In ogni caso, se la cornea perde la trasparenza o viene rovinata la curvatura in modo irreversibile, col trapianto si può ripristinare la funzione e quindi la luce arriva dietro alla retina e quindi se la retina poi funziona la vista viene riacquistata. Naturalmente buona parte delle malattie genetiche, praticamente tutte, sono bilaterali e quindi spesso insomma il trapianto viene fatto in entrambi gli occhi. Contemporaneamente o in due No, stati mai diversi? contemporaneamente perché comunque queste patologie sono sempre asimmetriche come espressione, quindi in genere si affronta prima l'occhio più grave e poi se è necessario si affronta anche l'altro. Si può paragonare la vista di una persona che ha problemi di questo tipo come avere degli occhiali appannati per cui non si vede nulla al di là? Assolutamente, appannati oppure storti. Ecco. La lente può essere trasparente ma se è storta non vedo un'immagine interpretabile. Chiaramente. Per cui a questo punto io ho bisogno, ahimè, è brutto dirlo, ma di una persona che muore, a parte per il trapianto di fegato e per il trapianto di rene, che possiamo farla anche da vivente, in questo caso abbiamo bisogno di una persona che ahimè lascia questa terra, muore e decide di donare attraverso, adesso sembra che con la carta d'identità, no? Ci sia con quelle nuove, oppure non so se sai spiegarci qualcosa sul discorso della legge del silenzio assenso, perché negli altri paesi europei bisogna e credo che in Italia sia anche così, non vorrei sbagliarmi, bisogna decidere di non donare per non essere donatore, se non è... Allora, sì e no. Sì, perché lo so, perché qua c'è infatti volevo che spiegassi questo... Allora, si potrebbe riassumere con una battuta, si fa presto a dire silenzio assenso, ma poi bisogna metterlo in pratica. Allora, il principio della legge attuale dei trapianti, di tutti i trapianti, non solo del trapianto di cornea, è che quello che conta è la volontà del donatore. Quindi la legge
raccomanda, prevede di interpretare la volontà della persona che decede. Quindi diciamo, in teoria, se la persona che decede voleva donare, potrebbe valere il silenzio assenso, perché se la persona poi non ha detto più nulla o addirittura non si è proprio pronunciata, però esistono due ordini di problemi, devo cercare di essere chiaro, due ordini di problemi. Il primo direi che è un problema culturale barra sociale. Nei nostri paesi, e direi soprattutto nella nostra cultura latina mediterranea, è difficile non coinvolgere la famiglia in questi momenti. Non funziona, cioè non è possibile che degli operatori dicano a una famiglia si faccia in là che noi non siamo fatti così. La famiglia vuole far parte del momento della donazione e vuole dire la sua. Ma c'è anche un aspetto importante a tutelare che serve a tutelare la volontà del donatore, ed è questa: il donatore che magari si era espresso in termini favorevoli, chi ci dice che non avesse cambiato idea, chi ci dice che non avesse lasciato uno scritto, insomma, la famiglia viene sempre coinvolta, ecco, viene sempre coinvolta, e la situazione più favorevole è quella in cui il donatore abbia lasciato detto o abbia scritto, fatto scrivere nella carta d'identità, o abbia comunicato al suo medico e quindi è finito nel registro nazionale perché esiste un registro nazionale, oppure era iscritto all'AIDO, quindi ci sia una esplicita dichiarazione, la famiglia viene coinvolta e la famiglia normalmente testimonierà che le cose stavano così e che non è al corrente di cambi di idea. Questa, diciamo, è la situazione ideale, che lascia anche sempre uno strascico molto positivo, perché la famiglia, diciamo, si coagula, si salda nel momento della donazione. La cosa diventa più difficile quando ci sono delle discrepanze, quando magari ci possono essere dei familiari che sono contrari, anche a prescindere dalla volontà del donatore, o quando il donatore non si è espresso. Allora, se il donatore non si è espresso, bisogna raccogliere delle testimonianze, ma se le testimonianze non sono concordi abbiamo dei problemi, e quindi diciamo nella pratica questa legge, che prevederebbe anche il silenzio assenso, ma viene messa in pratica con molta prudenza e molta attenzione nei confronti della famiglia. Chiaro. Quindi è vero che vale la volontà del donatore, ma la donazione deve lasciare un qualcosa di positivo dopo che è avvenuta, non deve creare lacerazioni, se no è peggio. Sì, se no è peggio. Sì, non è che poi arriva là a dire ai parenti o alla moglie o al marito, cioè spostati che tolgo via tutto. No. Ci vuole, credo, anche un counseling di un certo tipo, forse anche psicologi, suppongo. Insomma, chi si occupa di questo negli ospedali, cioè chi si occupa di parlare con le famiglie e indagare sulla manifestazione di volontà, sono persone, nel mondo dei tessuti sono più infermieri, nel mondo degli organi è più spesso rianimatore, perché sono donatori, diciamo, diversi. Il donatore d'organo è un donatore che normalmente finisce in rianimazione la sua esistenza, mentre il donatore di tessuti molto spesso è un donatore il cui decesso è dichiarato con sistemi cardiologici, cioè un donatore a cuore fermo di fatto. No? Quindi è una situazione che è presidiata di più dal personale infermieristico. In entrambi i casi si tratta di persone che hanno sviluppato una loro capacità di parlare con le famiglie, perché il momento è delicato, è un momentaccio. Per la famiglia è sempre un momento molto brutto. Diciamo che poi la vostra fondazione cresce negli anni, si comincia anche a pensare a delle ricerche, avete fatto parecchi lavori di ricerca, se non erro, ma in particolar modo su una patologia chiamata ECI, che è una patologia, diciamo, multifattoriale, una sindrome con svariati tipi di
malformazioni, tra cui acrodatilia, sindatilia, labio-palatoschisi, ma che prende molto spesso anche l'occhio. E puoi parlarci anche di questo grosso filone di ricerca che avete intrapreso? Questa è una malattia che quando ho cominciato a occuparmene ci ho messo un po' a imparare anche a pronunciarla, perché è displasia ectodermica labio-palatoschisi. Labio-palatoschisi, che è legata a un cromosoma, a una lesione genetica, al P63 se non sbaglio. Legato a una mutazione di un gene P63 che è importantissimo per le cellule staminali di tutto l'organismo. Assolutamente. Quindi per le cellule che permettono ai nostri tessuti di rigenerarsi. Quelli che si rigenerano. Alcuni non si rigenerano purtroppo. Voi avete cominciato questo filo di ricerca incredibile. Ho cercato di leggermi oggi un po' tutto, mi è stato difficile perché... Complimenti, perché allora questa per noi è diventata, intanto grazie al cielo è una malattia, fra le malattie rare direi una malattia estremamente rara, però per noi è una malattia paradigmatica, perché i problemi che dà agli occhi sono talmente sfidanti che stare dietro a uno di questi pazienti e portare a casa qualche piccolo risultato ti fa imparare un sacco di cose per molti altri pazienti che hanno problemi meno complessi e con i quali puoi lavorare con più efficacia. Quindi noi negli anni abbiamo cominciato a occuparsi di questi pazienti, dei loro problemi oculari, perché come dicevi giustamente hanno anche problemi in altri distretti, e adesso seguiamo credo 20-25 famiglie, perché si tratta spesso di cluster familiari, il gene è dominante e quindi esiste... Se la patologia genetica, ricordiamo che è proprio la trasmissione genetica, non è come la patologia cromosomica. E questi pazienti, diciamo, un po' è come averli sposati, perché alcuni bambini li sto vedendo, ahimè, diventare grandi, mentre io divento vecchio, e stiamo facendo con loro un percorso importante e anche delle ricerche importanti. Avete grosse soddisfazioni comunque? Beh, qualche risultato l'abbiamo portato a casa, adesso stiamo tentando di mettere a punto una terapia, vediamo, insomma, sarebbe una cosa fenomenale, vediamo. Chissà, speriamo di avere fortuna. Chissà che ci si possa rincontrare e a parlare proprio di questo. Non sarebbe male. Sì, perché sono cose incredibili. Bisogna ricordare che l'Italia è uno tra i paesi dove ci sono tra i più grandi ricercatori anche veramente, che poi tra le altre cose ahimè esportiamo all'estero invece di tenerci qua. Come ricerca diciamo che noi in Italia siamo tra i migliori al mondo, anche se molto spesso a causa di problemi economici li perdiamo per altri paesi. Tanto è vero che poi voi ultimamente siete arrivati a modificare anche il trapianto di cornea, passando dalla cornea a dei modelli addirittura lamellari, cioè state riducendo in micron ci puoi spiegare anche questo aspetto che è molto interessante? Sì. Che non è semplice. Questa è stata la rivoluzione più simpatica, forse a cui, se posso dire simpatica, a cui ho assistito, perché è una rivoluzione che è successa nel mondo del trapianto, ma nel mondo, e uno dei pionieri di questo tipo, di questo approccio nuovo è un italiano. Fatalità, sempre sti italiani, che si chiama Busin, quindi direi che suona un pochino veneto anche lui, e che è tornato in Italia, ecco, ha fatto il percorso inverso, era professore a Bonn ed è rientrato in Italia nel 2000 con alcune idee preliminari, e lui assieme a 3-4 altri chirurghi nel mondo hanno rivoluzionato completamente il trapianto di cornea. Per cui, che si chiama cheratoplastica. Tecnicamente il trapianto di cornea si chiama cheratoplastica. Quando sono arrivato io, diciamo ai tempi di Rama, esisteva un tipo di trapianto, la cheratoplastica perforante. Vuol dire che sostituisco tutto lo spessore della cornea. Anche Rama faceva la cheratoplastica lamellare, quindi tagliare il tessuto a strati, ma perché lui aveva lo sguardo lungo, ma gli mancava la tecnologia e alcune dritte che sono arrivate dopo, messe a punto da
alcuni altri chirurghi, uno di questi Busi, che hanno soprattutto fatto questa scoperta importantissima, cioè dimostrando che si poteva riuscire a cambiare solo lo strato interno della cornea senza aprire l'occhio, praticamente. Adesso è un po' complicato dirlo senza uno schema. Vediamo, è difficile. Pensate all'occhio come a un palloncino. Esatto. Okay? La cornea è una calotta, una parte di questo palloncino. Io entro attraverso due buchini, come fare un intervento in endoscopia. Tiro via uno strato interno e infilo, con un modo un po' genialmente complicato, infilo lo strato interno nuovo che viene appiccicato senza punti mediante una bolla d'aria, insomma, che rimane là 3 giorni, tutta una storia così. Ma si parla addirittura di 20 micron. Si parla di trapiantare a volte un tessuto che è spesso 20 micron e che prepariamo noi. Cioè, provate a pensare che cosa vuol dire. No, è facile perderlo, cioè, oppure... Ma tanto è vero che io adesso non ho letto male, il trasporto viene fatto attraverso dei meccanismi anche di stampanti in 3D che fanno... Sì, abbiamo sviluppato tutto un sistema, perché il problema è come fai a trasportare un tessuto che ha uno spessore di 20 micron, che poi deve avere un verso. Come fai tu a riconoscere il verso di un tessuto che è esile, trasparente? Quindi tutta una storia per mantenere sto verso. Comunque, grazie a queste tecniche adesso il trapianto di cornea si fa pressoché sempre in anestesia locale, in day hospital, quindi il paziente entra la mattina ed esce nel primo pomeriggio, e ha tempi di riabilitazione che sono molto più brevi rispetto a una volta. E poi poter trapiantare solo strati ha abbattuto tantissimo l'incidenza del rigetto, perché la quantità di tessuto che metto è inferiore al sistema immunitario, il sistema immunitario bada anche a questo, chiaramente. E quindi questa è un'era dei trapianti proprio meravigliosa. Ma a proposito della chirurgia, un argomento che per noi ha rivoluzionato tanto, quindi immagino per voi ancora di più, l'avvento del laser, perché noi stiamo parlando di chirurgia ma forse non stiamo spiegando, immagino che tutti questi interventi voi li facciate con laser, con che allora, il laser per adesso nel trapianto ha ancora un ruolo marginale, sì, non ha ancora un ruolo, e non lo so. E potrà aiutarvi in questo senso, perché con il laser penso che possa essere forse più veloce in questo senso. Ma più veloce non lo so, probabilmente adesso stanno venendo fuori dei trapianti ulteriori, perché allora si riesce a trapiantare quelli esterni, sono esterni, quelli interni, ma anche adesso quelli dentro al corpo della cornea. La cornea è spessa mezzo millimetro e anche all'interno di quel mezzo millimetro posso togliere del tessuto e metterne di nuovo. Per questi interventi il laser si sta rivelando insuperabile. Per gli altri la mano dell'uomo è ancora resiste, perché hanno bisogno di un controllo e di una customizzazione sull'occhio che la macchina ancora non ci permette di fare. Certo che è incredibile pensare di ridare la vista alle persone. Andiamo a vista ciechi nello senso della no, veramente è una cosa incredibile, ma soprattutto la manualità, la microchirurgia. Io penso alla chirurgia mia, no? La chirurgia mia normalmente è demolitiva, cioè ho un grosso fibroma, una cisti ovarica, noi entriamo dentro abbastanza di cattiveria, con la laparoscopia si tolgono via pezzi. Non abbiamo, è difficile che noi in ginecologia abbiamo una chirurgia plastica, per cui non abbiamo cose da ricostruire. Voi dovete lavorare su delle cose che, cioè, penso che avrete dei microscopi, non lo so. Si fa tutto al microscopio operatorio naturalmente. Cioè, il diametro della cornea è 11 mm, quindi tutto si gioca il campo operatorio è 11 mm e bisogna stare là dentro. E per quanto riguarda invece perché per esempio da noi possiamo anche utilizzare il discorso della robotica e della chirurgia eventualmente a distanza, da voi c'è qualche prospettiva, oppure la robotica per quanto riguarda il vostro mestiere? In questo momento direi di no, direi non ci sono arriverà qualcosa se
il laser a femtosecondi, che è questo Sì. diciamo nuovo laser, nuovo, non è neanche proprio nuovissimo ormai, guadagnerà uno spazio, e allora là anche la robotica, nel senso Potrebbe avere sì. qualche In questo momento spazio. no, in questo momento c'è un tentativo di liberarsi del microscopio operatorio con il 3D, perché oggi c'è la possibilità con queste telecamere ad alta definizione, praticamente invece il chirurgo, invece di guardare dentro un microscopio, guarda uno sullo schermo che dà l'effetto proprio tridimensionale e quindi gli permette di calcolare le profondità, che è la sfida fondamentale quando lavori nell'ottica, perché non puoi mica toccare qualcosa che ci mancherebbe. che non va toccato, ecco, perché se no... Guarda, paura, io... detto così. Eh? Fa paura, nel senso che lui sta parlando in maniera molto semplice di un qualcosa Di qualcosa che per noi è... molto molto complesso, e penso per tutti, perché quando parli di vista a tutti fa paura. Non so, ultimamente ho sentito molto spesso genitori, parenti, amici parlare appunto di interventi per cataratta e quant'altro, e senti che sono realmente un po' impauriti dal fatto di non vedere. Come faccio se non vedo più per una settimana, un mese, riposo un occhio, quindi è veramente... Ma guarda, se io La penso... perdita della vista è una Sì, delle, non me la credo, visto menomazioni più veramente. temute. Sì. Questo sì, è vero. Insomma, chi lavora nell'occhio, insomma, cresce un po' in quel piccolo mondo, ecco. Questo è un Guarda, po' io devo un'opzione. pensare... Dimmi. Posso una domanda? Madonna, ci Si mancherebbe. legge molto spesso sui giornali di big data, intelligenza artificiale in medicina. Nel vostro campo di ricerca c'è già una presenza significativa? Noi ancora no, poco, se non per alcune applicazioni che sono in certe macchine che utilizziamo. Ecco. La macchina E quindi- diagnostiche o operatorie? Diagnostiche, sì. Nella diagnosi inoculistica sono fatte delle Dei scoperte passi avanti. sì, adesso riusciamo a vedere cose che una volta veramente non... Ma guarda, io devo pensare, ci sono tre cose che hanno caratterizzato la mia carriera. Beh, in primis io ho avuto un grosso problema all'occhio. 2 giorni prima dell'esame di Stato di medicina ho avuto una grandissima infezione alla congiuntiva virale. Penso che sia stato uno dei dolori più grandi della mia vita, perché praticamente sembrava che qualcuno mi avesse buttato della sabbia dentro e io dovevo studiare, non riuscivo perché continuava a tenermi l'occhio e continuava a lacrimare, una roba terribile. E poi l'esame di oculistica, che per me è stata una roba terribile, perché per quanto non è un esame tra i principali esami, No, ai nostri tempi... però c'è molta l'esame- fisica, la rifrazione, cioè ti giuro, io quando La l'esame fisica della luce, che è meravigliosa. che è meravigliosa, però bisogna avere anche la mente portata alla fisica e alla matematica. Per cui io mi ricordo come l'esame di oculistica è un esame difficilissimo, a meno che uno non avesse la mente portata, però in realtà il fatto proprio che ci sono delle lenti, che ci sia l'inversione dell'immagine e tutti i calcoli, a me è risultata una roba difficilissima. Io l'avevo Per cui inserito nel piano. c'erano due cose che io non avrei mai fatto: l'oculista proprio per questa difficoltà e lo psichiatra, perché anche le malattie psichiatriche non le ho mai capite molto, perché non hai molto substrato, nel senso, cioè non è che hai una massa da togliere e la massa non c'è più. Malattia psichiatrica è complicatissimo. Io nella mia carriera non ho mai pensato di fare né lo psichiatra né l'oculista, proprio per la difficoltà che ho trovato nell'esame, pur non essendo un esame tra i principali. No, era come si chiamavano? Esami Complementari. Ecco, io l'avevo messo invece nel piano degli studi, ma non perché pensavo che avrei fatto l'oculista, ma perché mi piaceva la fisica della luce. Ma avevi qualche altra idea come medico? Volevi fare qualcos'altro? Io, Un sì, obiettivo? io, se non avessi incontrato Rama avrei fatto l'allergologo, l'immunologo, mi piaceva l'immunologia. Sì. Però... E l'avrei fatto se non avessi incontrato Rama. Sì. Trovo che incontrare Rama Beh, è stato una grande... insomma, i personaggi di una certa carisma ti trascinano senza neanche che tu te ne renda conto. Hai ancora contatti con il figlio? Sì, siamo sentiti anche oggi pomeriggio. Ah, guarda te. Sì. Beh, allora se hai occasione di sentirlo, digli che abbiamo oggi esaltato in modo positivo la figura del papà,
che è stato veramente una figura portante, soprattutto ai tempi quando era attivo della nostra figlio città. Paolo è un ottimo chirurgo della cornea e abbiamo molte relazioni anche proprio di tipo operativo, perché come tutti i chirurghi importanti lui ha bisogno di una grande quantità di tessuti e quindi non li trova sempre vicino a Io leggevo un numero più o meno 4.000, è possibile che ci siano un 4.000? Facciamo fare 4.000 interventi. 4.000 interventi l'anno. Che insomma è un buon numero. Appunto. In Italia si fanno 6-7.000 trapianti all'anno. Per cui diciamo che siamo all'apice insomma di questa... Sì. Bene, hai qualche altra domanda per il È doc? stato talmente semplice, talmente No, veramente è stata una rilevante. puntata splendida, noi non possiamo fare altro che ringraziarti perché io spero di aver portato ai mestrini anche una realtà che magari molti non conoscono, che è questa della Fondazione La Banca degli Occhi. Una fonte di cui hanno sentito parlare, Magari- magari non hanno esatto. capito nello specifico di cosa si occupava. Per cui spero che anche le persone siano pronte anche a donare e a rendersi pronte eventualmente un giorno, ahimè, quando ci sarà A quello donare che noi ancora. in medicina chiamiamo in un termine tecnico exitus, che non è bellissimo ma è così, che siano pronti a donare per dar la vista a qualcun altro che magari ne ha molto bisogno. Per cui dottor Pozzi, la dottoressa Ilaria Mattei, il dottor Scadamurla vi salutano e vi aspettiamo per la prossima puntata, che dovrebbe essere anche col direttore generale della nostra ASL, dove ci racconterà un po' le novità e i problemi che ci sono stati in questi ultimi anni. Il dottor Contato. Quindi. Esattamente. Vi auguro una buona serata a tutti e alla prossima. Grazie dell'ospitalità.